Allora, riprendiamo la seconda parte. Oggi parliamo la seconda parte della trasmissione su dipendenza e riduzione del danno. Con noi Pino Di Pino e Marta Sofia e Alessandra del gruppo Oltre. Allora, volevo riprendere questo discorso. Abbiamo parlato di consumo di sostanze, però sappiamo che ci sono diversi comportamenti di consumo di sostanza, un consumo problematico, un consumo regolare, un consumo occasionale. Ecco, volevo sapere che cosa significa in concreto e questo che cosa poi comporta nel vostro intervento, che abbiamo detto sia Pino che Marta si occupano di riduzione del danno per chi consuma le sostanze. Non so chi mi vuole rispondere dei due. Ma se vuoi parto io e poi Sì. chiedo a Pino di integrare assolutamente. Ma sì, parto un po' dalla prima tua richiesta, quella di definire un po' i diversi stili di consumo, chiamiamoli così. In realtà questi cambiano e possono cambiare molto nella vita delle persone. Non tutti e non tutte consumano, usano sostanze nella stessa maniera e con la stessa intensità nell'arco della propria vita. E l'approccio di riduzione del danno serve proprio, come già abbiamo detto prima, per fare in modo che una persona informata possa mettere in campo dei comportamenti che vadano a limitare i rischi e che quindi possa utilizzare in maniera responsabile nell'arco della propria vita. Quindi il consumo può essere assolutamente occasionale e che in realtà l'uso più ampio che c'è delle sostanze, ossia può essere legato a precisi momenti della vita di una persona e della quotidianità di una persona e può avere un inizio e una fine molto molto precisa. Pensiamo a chi utilizza esclusivamente al sabato con gli amici in maniera assolutamente sporadica, quindi non è che tutti i sabati, ma quando va a ballare decide che ogni tanto assume delle sostanze. Questo è un uso assolutamente occasionale. Dall'uso, cioè ovviamente non tutti utilizzano esclusivamente in maniera occasionale, c'è chi ne fa un utilizzo insomma un pochino più intenso, più frequente e sviluppa quindi maniere di utilizzo differenti. Questo non necessariamente comunque ancora va a sfociare in un utilizzo patologico e quindi in una dipendenza. C'è chi utilizza frequentemente sostanze differenti, ma in maniere differenti all'interno del proprio arco di vita. E quindi, insomma, questo fa sì, perché le vite delle persone sono estremamente complesse. L'utilizzo di sostanze che si fa, o di alcol banalmente, che si fa a 17 anni, non è lo stesso che qualsiasi persona fa a 40. Questo significa, no? Il fatto che non necessariamente si vada incontro ad un utilizzo problematico e non necessariamente si vada incontro alla dipendenza. L'uso problematico è invece chi non riesce a gestire una o più sostanze in particolare e quindi ha dei problemi nella gestione, quindi riesce a darsi poche regole, riesce a limitare poco i rischi e i danni a cui va incontro e questo influisce nelle scelte e nelle scelte di vita e lo condiziona nella sua quotidianità. Quindi è un consumo che potenzialmente sta iniziando a diventare problematico. Il consumo problematico non necessariamente è ancora una dipendenza patologica, che è veramente l'ultimo degli stadi. Un consumo problematico può ritornare ad essere un consumo in qualche maniera regolarizzato. La dipendenza è solo l'ultimo stadio che per fortuna, ripeto, interessa poche persone. Apro e chiudo una parentesi brevissima: se in questo paese si facesse un'informazione scientifica, si facesse un'informazione onesta
rispetto a che cosa sono le sostanze, quali sono i danni, quali sono i rischi a cui una persona che decide di utilizzare quella sostanza può andare incontro, probabilmente ci sarebbero meno persone che utilizzano in maniera problematica. Tu dici che questo succede perché poi le persone non si fidano di quello che viene detto? Perché dicono non è vero che dà dipendenza, non è vero, perché io vedo di No, il riuscire... problema non è tanto quello, il problema è il contrario, viene detto che tutto dà dipendenza e che Mm. quindi se viene detto che la cannabis dà dipendenza tanto quanto l'eroina, questo è fare disinformazione, perché un ragazzino di 16 anni prenderà l'eroina e la cannabis come due sostanze che hanno gli stessi rischi e che potenzialmente hanno lo stesso danno. Ah, Invece un'informazione ben fatta, un'informazione onesta, un'informazione scientifica probabilmente aiuterebbe, no? Nella scelta della sostanza da utilizzare nel giusto contesto, aiuterebbe nel capire i dosaggi da utilizzare, tutto questo sempre se la persona decide di utilizzare. Perché non c'è scritto da nessuna parte che tutte le persone debbano decidere di utilizzare sostanze. ho capito, sto entrando un po' in questo argomento che per me è proprio un mondo a parte, insomma, veramente, un mondo molto lontano dalla mia esperienza e dalle mie conoscenze. Sentite, io volevo anche capire però, perché un po' Pino ne ha parlato dei gestori, non ha parlato anche di un altri soggetti con cui sicuramente voi avete a che fare, che sono le forze di polizia, no? Che tipo di rapporti avete con i gestori dei locali nei quali, ho capito, voi vi recate e avete contatto con i consumatori potenziali, e che tipo di rapporti avete anche con la polizia? Allora, racconto una storia. Quest'estate c'è stato un Technival, cioè un festival di musica techno illegale in centro Italia, località Valentano, nei pressi, insomma, al confine fra il Lazio e la Toscana. E la Rete Italiana per la Riduzione del Danno, insieme a un'altra grande organizzazione che è il CNCA, cioè il Coordinamento Nazionale delle Comunità d'accoglienza, per coprire, come si dice in gergo, cioè per garantire un intervento di riduzione del danno a una festa così grande. Contate che si sono contate intorno alle 10-12 mila presenze solo a Ferragosto. C'era bisogno di una grossa mobilitazione di operatori e hanno risposto a questo appello in 85 operatori e si è riusciti a fare un intervento di riduzione del danno che in un contesto del genere significa allestire un'ampia zona della festa per garantire riposo, assistenza medica di primo soccorso a persone che hanno esperienze negative con le droghe e anche, come diceva Marta prima, l'analisi delle droghe per quelli che la vogliono chiedere. Per organizzare una cosa del genere, ovviamente, trattandosi di un campo che era sotto il sole cocente, si deve lavorare prima di tutto con chi organizza la festa, che in un contesto del genere non è un proprietario, ma sono circa 20 o 25 gruppi diversi che organizzano la festa, perché ai loro bar sia garantito l'accesso all'acqua, perché dai loro bar arrivi l'informazione di dove si trova il punto di primo soccorso e il punto di riduzione del danno, perché per esempio la musica non sia battente nelle ore più calde della giornata, così che la gente non si senta invitata ad andare a ballare sotto cassa alle 2 del pomeriggio a Ferragosto in un campo che non ha nemmeno un albero. E il rapporto quindi che si costruisce con queste persone è un rapporto di, come dire, non direi di collaborazione, è un rapporto di negoziazione. Si negoziano alcune cose portando il punto di vista dell'operatore di riduzione del danno. Durante questa stessa festa io mi trovo, mio malgrado, coinvolto in un intervento della polizia che arriva ai margini della festa, mi incontra
mi identifica come una persona che ha organizzato, come colui che ha organizzato la festa, e quindi io mi trovo a spiegare a questo vicequestore della questura di Viterbo, mi trovo a spiegargli che cos'è un Technival, che cos'è un intervento di riduzione del danno, che cosa c'è bisogno di fare dal suo punto di vista, no? E che cosa è opportuno fare. Loro erano partiti con l'idea: adesso noi facciamo venire qui gli agenti e sgomberiamo l'area, ok? Se la festa non finisce in 3 ore, nelle prossime 3 ore questa festa deve finire. Per cui il mio compito è stato quello di spiegargli che un evento del genere non può finire in 3 ore, perché la cultura di questo tipo di eventi non prevede che si possa spegnere l'impianto e aspettarsi che 12.000 persone defluiscano pacificamente, perché un atto del genere nella cultura rave è un atto di guerra sostanzialmente, significa scatenare le folle. L'atteggiamento del vicequestore che aveva in mano le operazioni di gestione di questa festa cambiò in ragione della nostra capacità di dire a lui che cosa stava succedendo dentro e soprattutto di riportare a lui quali erano i codici culturali della gente che era lì per ballare. Per cui questo è un esempio che dice come noi non ci tiriamo mai indietro nel lavoro, né sul contesto con chi lo organizza, che è il gestore del locale. L'esempio che facevo prima, no? Tu quando incontri un gestore di un locale che vende l'acqua a 5 euro, il tuo compito è quello di riportargli quale rischio rappresenti questa cosa anche dal suo punto di vista. Perché ovviamente se nel tuo locale in una sera ci sono 3 colpi di calore, diventa immediatamente un caso. Cioè sui giornali ci saranno 3 ricoveri dal tuo locale. Se solo dare l'acqua ti, come dire, ti protegge da questo rischio, già hai fatto molto. Altro campo di intervento con i gestori dei locali è l'atteggiamento dei servizi d'ordine, della sicurezza all'interno del locale, che deve essere assolutamente capace di gestire il rapporto con gruppi di persone che magari hanno assunto stimolanti, che magari sopra gli stimolanti ci hanno anche bevuto e che quindi sono particolarmente, come dire, facili alle provocazioni, e sappiamo come a volte i servizi di buttafuori siano, come dire, la miccia che fa scatenare le risse e non quelli che le calmano. E allo stesso modo quando lavori in città ti trovi a confrontarti con le forze dell'ordine che lavorano nel tuo stesso campo, con altre missioni, con altri compiti, e quindi ti trovi a negoziare con loro la presenza sul territorio. Altro esempio, l'altro giorno io ero in unità di strada e 4 agenti della Guardia di Finanza si sono fermati a 3,5 metri dall'unità di strada. Una cosa del genere rischia di dare l'idea che quello spazio, che dovrebbe essere uno spazio nel quale le persone che usano droghe e che vivono in strada, quindi persone che sono anche, come dire, in qualsiasi momento passibili di qualsiasi conseguenza amministrativa e penale ci possa venire in mente che abbia a che fare con l'uso di droghe, rischiano di non sentirsi più accolte e protette. E invece quello deve essere uno spazio sicuro per loro. Poi a 50 metri, a 100 metri può succedergli di tutto, ma al camper è meglio che questo rischio non si corra. Ecco. E quindi la negoziazione è quello di far capire qual è il punto di vista e l'esigenza di un servizio che è un servizio pubblico e che dal 2017 è anche un livello essenziale di assistenza, e cioè che per decreto del Ministero della Salute è una prestazione che ogni servizio, ogni ASL territoriale dovrebbe offrire in Italia, far capire anche alla polizia qual è la mission, come dire, il compito e l'obiettivo e le condizioni ideali di lavoro nelle quali lavoriamo. E poi ci sono scambi di altra natura rispetto a che cosa gira, monitoraggio del mercato. No, Mestre è stata per esempio una città nella quale nel 2017-2018 è esploso un fenomeno di morti d'overdose, per cui c'è stato un picco nei casi d'overdose perché un'organizzazione piuttosto grossa aveva deciso in maniera aggressiva di conquistare il mercato e la piazza e aveva inserito nel mercato
eroina particolarmente pura, alla quale i consumatori della piazza non erano abituati e che per questo causò così tante overdose. In casi come questo lo scambio con le forze dell'ordine è necessario per capire che cosa sta succedendo, per capire qual è il loro punto di vista, offrire il punto di vista nostro e si consideri un'ultima cosa. La città di Francoforte è diventata un modello in Europa perché nella città di Francoforte esisteva, non so se esiste ancora, credo proprio di sì, un tavolo che si chiama il tavolo del lunedì. Ogni lunedì a questo tavolo operativo sedeva il delegato del sindaco, il primario del servizio per il cura e il trattamento delle dipendenze, il rappresentante dell'associazione dei consumatori, il capo della polizia, gli operatori di strada della riduzione del danno, il responsabile della stanza del consumo. E tutte queste persone negoziavano il governo del fenomeno, ciascuno portando il proprio punto di vista. È chiaro che in una negoziazione, come si dice in gergo, una negoziazione funziona quando dalla stanza nessuno esce completamente soddisfatto, perché vuol dire che ha ceduto qualcosa e ha incontrato qualcun altro che ha ceduto un altro pezzo. L'approccio morale e molto spesso securitario e giustizialista che c'è attorno al fenomeno dell'uso di droghe illegali fa sì, per esempio, che il punto di vista degli operatori della riduzione del danno, degli operatori nel campo delle dipendenze in generale, anche quelli dei SERD, sia sempre messo in secondo piano perché deve prevalere l'azione punitiva e repressiva, la quale azione punitiva e repressiva negli ultimi 30 anni non ha prodotto altro che un aumento dei consumi, una diffusione di droghe che non so se abbia precedenti, ma che è assolutamente significativa, una diversificazione dei consumi e soprattutto il fatto che in carcere una persona su 3 sia detenuta per problemi legati alla legge sugli stupefacenti e nemmeno per l'articolo che prevede il carcere per l'associazione a delinquere per il traffico di sostanze, ma per l'articolo che prevede il possesso a fini di spaccio, vuol dire piccoli pesci che vengono incarcerati o addirittura consumatori, e abbiamo un problema di sovraffollamento in carcere che è senza precedenti e che ci tocca tra l'altro ogni anno pagare una multa alla Comunità Europea per la violazione dei diritti umani che nelle carceri italiane consegue al sovraffollamento. Questo per dire che stai toccando molti argomenti veramente interessanti, sì. Non so se riusciamo ad approfondirli tutti. Scusa se ti interrompo, ma volevo portare avanti perché quando anche... parto io Sì, sono una macchinetta. Vedo. Senti, volevo fare questa domanda, quest'ultima domanda, poi dopo probabilmente nella terza parte della trasmissione diamo più spazio ad Alessandra del gruppo Oltre. Ecco, a Marta, che risposta daresti a chi obietta che chi opera per la riduzione del danno dà un sostegno a chi consuma una sostanza pericolosa e asseconda un comportamento dannoso? Perché immagino che l'obiezione più forte che viene fatta a chi opera come voi state facendo, come voi fate, è quella in qualche modo di essere collusi con il consumatore e di aiutare, sostenere il consumo. Che risposta brevemente puoi darci? Sì, questo è esattamente il punto di vista di chi, riprendo alcune cose che ho già detto prima e quindi sarò molto breve in realtà, di chi parte da un punto di vista che è esclusivamente ideologico e che non prende in considerazione invece quelle che sono i dati e le analisi che vengono fatte in diversissimi paesi in Europa e in chi agisce, mette in campo politiche e non solo prestazioni pratiche, ma politiche di riduzione del danno da anni. Nel senso che ci sono numerosissimi studi fatti da paesi come la Svizzera, la Danimarca, l'Olanda, che hanno politiche di riduzione del danno ormai da 30 anni e che testimoniano il fatto che
un approccio di riduzione del danno riduce i consumi di sostanze, rende le persone più informate, fa in modo che i ragazzi, soprattutto nella fascia di giovani e giovanissimi, decidano in maniera più consapevole se utilizzare o meno, e soprattutto fa sì che ci sia un approccio che non sia esclusivamente, con uno sguardo esclusivamente repressivo, ma appunto di accoglienza rispetto a dubbi ed educazione rispetto a un comportamento. Perché poi di questo di fatto dovremmo parlare, di educazione. Tanto quanto si fa fatica a parlare di un'educazione sessuale all'affettività fatta bene in questo paese, tanto quanto si fa fatica a parlare di uso di sostanze, tanto quanto si fa fatica a parlare di un sacco di altri argomenti. È solo uno dei tanti. A me, a chi dice siete dalla parte di chi usa, certo, io sarò sempre dalla parte di chi usa, come anche di chi decide di non utilizzare. Assolutamente, nello stesso identico modo. Il mio ruolo è quello di permettere alle persone di essere informate, di farlo con responsabilità e di farlo sapendo che cosa stanno facendo e di mettergli a disposizione tutti i mezzi possibili per incorrere i meno rischi possibili. Benissimo, sembra che Io, il se risposto... posso aggiungere, e certo. prometto che sarò breve, è che io ti ringrazio, Anna, di aver usato questo termine che io mi sono sentito ripetere svariate volte, che sei colluso con, che è proprio un linguaggio, che non sto rimproverando te che lo hai usato, ma che è il linguaggio comune riferito agli operatori di riduzione del danno, che richiama moltissimo l'approccio criminale e criminalizzante delle persone che usano droghe, perché si è collusi con coloro che commettono chissà quale efferato crimine contro l'umanità, ok? Ecco, per cui già solo, sì, io magari sono colluso, ma vorrei far notare che dovremmo cambiare proprio un linguaggio anche da questo punto di vista, perché stiamo parlando di persone e sono pezzi molto grossi, anche quelli che hanno seri problemi di dipendenza, che stanno sotto casa nostra a iniettarsi e che sporcano le strade. Sono persone che soffrono. Allora, la vicinanza alle persone che soffrono, io non sono un credente, non è solo un principio, come dire, cristiano, ok? Ma è soprattutto un principio di solidarietà umana. Per cui certo che sono colluso, perché io vedo delle persone e gli sto vicino e a fianco, non colludo con loro, anche se molto spesso chiedono di farlo nelle loro piccole beghe, e non colludo con loro. Io semplicemente sono lì per ascoltarli, che è una cosa che dovremmo fare tutti, perché, e chiudo veramente, questo è un fenomeno che ci riguarda tutti, è un fenomeno sociale, sono pezzi di noi, di ciò che siamo, e molto spesso si tende a criminalizzarli e quindi a, come dire, metterli in un angolo o appunto metterli in gattabuia, pur di non vedere questo che è una cosa che bisognerebbe guardare in faccia. Va bene, io ringrazio. Mi sembra di capire, Pino, che tu non sarai presente alla terza parte. Continui magari vi seguo dal telefono, ecco. ma ho avuto un imprevisto familiare, mi dovrò muovere fra pochissimo. Va bene, allora noi ti salutiamo già da adesso. Ti ringraziamo Ciao. molto per questo intervento e nella terza parte finalmente daremo la parola ad Alessandra, perché è proprio legato a questo discorso un po' del pregiudizio nei confronti delle persone che hanno problemi o che hanno avuto problemi di dipendenza, ed è il tema di cui parleremo nella terza parte. Adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale. Grazie.